Parte forte la Pisana calcio a 8, c'è la palla giocata a Cesaro che può salire, vincere anche un rimpallo, andare al destro e Vladescu la mette in corner. Steaua 2005 un po' in difficoltà, comunque attende nelle posizioni difensive, attenzione al colpo di testa che è sbagliato e Vladescu è beffato perché arriva Troccoli da dietro, 1-0 della Pisana calcio a 8. La Pisana che attacca in verticale, attenzione ancora al pasticcio difensivo della traversa. La reazione dei ragazzi in maglia giallo-blu è affidata a Gheana che dalla distanza va vicinissimo al gol del pari. La Pisana calcio 8 attacca impostando al limite dell'area, c'è il passaggio di Cesaro che può ricevere la palla di ritorno e trovare il gol del raddoppio della capolista, segna il numero 7. La Pisana calcio 8 che può ancora impostare, la Steaua che prova ad andare in pressing facendo fallo però. Il calcio di punizione è affidato a Scerrati, scende all'incrocio la traiettoria di Scerrati, 3-0 della Pisana, super gol da centrocampo. La Steaua 2005 in azione sulla fascia destra, c'è l'appoggio a Gheana, ancora fuori col destro, la deviazione, il rimpallo e la palla che esce dall'area. Impostazione sulla destra della Pisana calcio 8 che trova il numero 9 che può andare al dribbling, lo fa, si presenta al lato corto dell'area di rigore, il cross dentro dove Cesaro non attendeva altro che poter servire il poker. La Steaua 2005 comunque non demorde e va a servire la sfera a Marian Gheana che se ne va in dribbling, gran gol di Gheana, è l'1-4 della Steaua 2005. Il lancio lunghissimo e molto alto, condizionato forse anche dal vento, palla in area, persa ancora però, allora attenzione alla Pisana che probabilmente la chiude qui, ha segnato Ricci, è il gol delle 5-1. Occhio all'azione sulla destra, adesso Pisana in scioltezza che se ne va, ancora una volta c'è Cesaro tutto solo, è servito, può andare al destro che vale la tripletta e vale soprattutto il 6-1 della Pisana calcio 8. Calcio di punizione dalla lunga distanza, pare voler andare Cipolloni direttamente in porta, stavolta Vladescu probabilmente ha messo male la barriera. E finisce anche il match col triplice fischio del direttore di gara, 7-1 della Pisana calcio 8 che schianta la Steaua 2005 nel big match. Sinceramente non mi aspettavo un risultato così largo. Abbiamo affrontato una squadra che sappiamo che come noi, come il Funus, puntava alla Serie A. Devo dire che i ragazzi questa sera non hanno sbagliato nulla e per quanto riguarda il segnale del Funus, questo è il nostro segnale.